Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al calciomercato. Battiamo a Napoletano, come state? Vai giù, spero tutto bene. Allora, vai giù, secondo episodio della carriera con Napoli. Allora, obiettivi, vediamo che ci danno come obiettivi. Allora, scusate se muovo un po' con l'inquadratura, vabbè. Li chiediamo. Ok. Apri il pacchetto, vediamo che ci danno. Ah, 50 lingotti, questi ci possono servire. Poi dobbiamo prendere più soldi, 2 milioni e 43, perché siamo proprio uccisi a livello economico e ci modifichiamo lo stadio. Ci modifichiamo questa parte di stadio 1 milione e 6. E se è un investimento molto importante. Prima vediamo se mi fa fare qualche allenamento. No. Ok. Partita con il Fulham. Allora, no, aspettate. Aspettate. Allora, io direi di mettere titolare subito Tomori. Di vendere Jesus. Non me lo fa. Lo svincoliamo? No, non abbiamo un euro. Cioè, non so cosa fare con questo, veramente. Allora, prima di tutto vorrei trovare qualcosa per Vergara, veramente, vai giù, vorrei trovare qualcosa per Vergara. Allora, Politano non troverà spazio sicuramente, quindi lo vendiamo. E non me lo fa mettere in vendita. Vorrei provare a vendere Raccomani, che manco lui può rientrare nei nostri piani. Ok. Allora, dobbiamo trovare spazio per Vergara. Se io faccio così, no? Che voglio provare a fare sta cosa. Anche se la mandiamo via. Ok? Intanto lo mettiamo in panchina. Facciamo partire titolare. Oh, Vergara. Anzi, no, visto che il Lobotka è stanco. Mettiamo titolare Anghissà. Come centrocampista difensivo. E poi Ambrosino, sì, l'abbiamo già messo in lista di trasferimenti. Marianucci, gli offriamo il rinnovo, non vuole discutere del rinnovo, lista di prestiti. Allora, vai. Tomori, la numero 2. Vai, riproduci veloce. Non perdiamo tempo, vediamo solo i gol. Mettiamo meglio l'inquadratura. Ok, vediamo solo i gol così. Se no è noioso, si perde solo tempo. McTominay. Se non è il Napoli, McTominay. Si sa per arbitro e fallo, questo. Vabbè, Holund. Holund, vai. Evviva! Rasmus Holund. Vediamo. Fine primo tempo. Teniamo una squadra stanchissima. Allora, direi di. Non so che. Allora, Politano, mettiamo al posto suo, ci può servire come sottopunta. McTominay lo togliamo, è stanchissimo, mettiamo come sottopunta Langa. E mettiamo la botka al posto di De Bruyne e Bergamo al posto di Buongiorno, giusto per farli riposare un poco. Che essendo che non ci hanno fatto fare l'allenamento, non possiamo fare, cioè saremo stanchi, quindi dobbiamo prima di tutto vendere qualche centrocampista, soprattutto Anghissa deve essere venduto, poi così diamo pure spazio a Vergara, poi dobbiamo vedere pure Langa e Neres, dove li dobbiamo piazzare, magari vendiamo Neres, facendo così forse ci ci possiamo aggruzzolare qualcosa e poi mettere qua
più spazio nelle gambe agli altri, più 10 qua. Allenamento, 2 allenamenti. Tra l'altro abbiamo anche la partita col Milan. Siamo sicuri che non posso fare niente? Allora, modifichiamo le mie tattiche. Ah no, fondo insufficiente. Proviamo con lui, con questo. Costano troppo. Non posso più fare niente. Allora, aspetta. Livello di accademia giovanile. Possiamo prendere qualcuno? No. Politano, questo qua, centrocampista offensivo, mi piace molto. Facciamo l'ultima partita e chiudiamo qui col video. Allora, direi di cambiare modulo. Allora, eh, il modulo possiamo usare 3-4-2. Questa partita proprio il 3-4-2-1. Lukaku lo togliamo. Ok. Però così facendo questo modulo possiamo mettere tutti i centrocampisti che abbiamo. Sta pubblicità, schippo un attimo aiuto. Ok, ultima partita di questo video. Tra l'altro speriamo di vincere il torneo di precampionato, così abbiamo già un trofeo in comincia, ma c'è infortunio. Questo messaggio non ci serve. Se vinciamo il torneo possiamo guadagnare tanti soldi perché ci arrivano sempre gli stessi messaggi. Lo bot che è stanchissimo. Se usiamo questo modulo dobbiamo prendere qualche altro centrocampista assolutamente. Allora, che posso usare? Vai giù. Direi di mettere Bergama alto e di mettere lui qua. Anzi, no, metto Bergama alto, e Lukaku al posto di Olu e Neres al posto di McTominay e McTominay entrato al posto di Vergara. - 0-0, questo è sicura, secca pareggio. Con la rosa che abbiamo avrei detto anche vittoria, Comunque speriamo che dopo questa partita controlliamo un attimo il mercato, poi chiudiamo. Speriamo che qualcuno viene venduto perché siamo proprio a corto di denaro, veramente, vai giù. Siamo proprio a corto di denaro. Siamo in negativo, ok. AS Roma e altri club, Mattias Olivera hanno messo 15 milioni sul tavolino per Olivera. Accettiamo. Ok, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e vi ricordo che in descrizione avete pure la community WhatsApp. Ciao, a giù!